Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Confronto tra gli OSS, risultati idonei per l'assunzione del commissario Cotticelli, chiedono di far valere i propri diritti nell'ASP e negli ospedali, il commissario li rassicura, a giorni novità. La situazione del pronto soccorso dell'Annunziata è grave, la direzione del nosocomio cosentino ha deciso di assegnare 6 incarichi libero professionali per tamponare l'emergenza. Arriverà nei prossimi giorni una commissione parlamentare all'ospedale di Praia a Mare per definire il ruolo del nosocomio. La Guardia di Finanza ha denunciato 2 dipendenti dell'Arcea in servizio a Sibari, accusati di aver utilizzato la 104 non per assistere i parenti disabili ma per andare a Sanremo. La denuncia del comitato Decidiamo Noi, girato un video che testimonia il grave stato di disagio che da anni vivono gli abitanti della zona e aspettano la bonifica del sito. Lo Svimez ci restituisce l'immagine di una regione in cui i giovani puntano a fare gli imprenditori. La Calabria è la regione del sud con il più alto numero di imprese giovanili. La regione ha investito 30 milioni di euro sui progetti ambientali che prevedono il monitoraggio del verde e la cura dei sentieri, ha avviato un primo viaggio esplorativo. Ancora buonasera, prima di entrare nel merito delle notizie in scaletta, parliamo di un episodio gravissimo avvenuto in tardo pomeriggio a Rende, in contrada Santa Chiara. Probabilmente durante una lite tra vicini o familiare sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. Ci sono 2 persone ferite, una in modo più grave, colpita appunto con un'arma da fuoco, probabilmente un fucile, l'altra invece ferita con un'arma da taglio. I 2 feriti sono uomini di circa 40 anni, questo abbiamo appreso negli ultimi minuti, entrambi sono già in ospedale a Cosenza, sul posto sono intervenute 2 ambulanze, lei soccorso, i carabinieri della compagnia di Rende e personale della polizia. Torneremo con altri dettagli su questa storia nel corso del telegiornale nelle prossime edizioni. Apriamo la pagina che riguarda la sanità con il confronto tra gli OSS che hanno partecipato a un regolare concorso e sono risultati idonei a ricoprire l'incarico. Oggi si sono incontrati con il commissario Cotticelli perché temono che al posto della loro assunzione venga prolungato il contratto dei precari. Vediamo cosa è emerso. Forse quella di oggi è stata una giornata decisiva per la vicenda degli OSS risultati idonei dopo aver partecipato al concorso. L'incontro con il commissario Cotticelli ha chiarito una volta per tutte che i loro diritti non saranno calpestati e che se dalle verifiche in atto emergeranno disponibilità nelle aziende sanitarie e ospedaliere si attingerà dalle graduatorie. Chiediamo lo scorrimento per altri 52 posti a Cosenza, 32 all'ASP di Cosenza e 102 del Mater Domini, senza aspettare perché lo possiamo fare. Sapete che io farò questa cosa e sapete pure che non ho voluto mandare in mezzo alla strada i precari, perché la guerra tra i poveri non va bene, che un posto di lavoro è sacro in una terra dove non c'è lavoro. E allora voi sapete che io ho fatto un accordo sindacale, quindi abbiamo prorogato i ragazzi che lavoravano, però non voglio togliere il diritto a chi ha fatto un concorso, non lo ha vinto, ma è idoneo in graduatoria. Quindi idoneo in graduatoria ha un diritto che io salvaguarderò. I posti, secondo gli OSS, dovrebbero essere 186, 32 all'ASP di Cosenza, 102 al Mater Domini, 52 all'azienda ospedaliera di Cosenza. Le risposte, dice il commissario, arriveranno a breve. Sto facendo il fabbisogno, perché i posti devono essere autorizzati, se no non possono essere pagati. Le cose devono essere fatte bene e secondo la legge. Quindi i posti decretati saranno assegnati in base alle graduatorie. È questione di giorni. Meno male, grazie a Dio. Ma state tranquilli, quindi siccome i posti ci sono. Le rassicurazioni dunque del commissario Cotticelli, invece soluzione tampone per quanto riguarda il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, situazione molto grave. La direzione del nosocomio ha deciso di intervenire assegnando 6 incarichi libero professionali per tamponare appunto l'emergenza.
Il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza cerca 6 nuovi medici, li cerca con urgenza. Tutte le informazioni per la presentazione delle domande si possono trovare sul sito www.aocosenza.it. L'avviso di reclutamento, fanno sapere dall'ospedale, è stato prorogato di ulteriori 10 giorni con scadenza il prossimo 7 luglio. La decisione assunta dalla direzione generale nonostante la situazione di reggenza. Achille Gentile non nasconde la criticità estrema, sono queste le parole usate nella nota ufficiale vissuta dal pronto soccorso a causa della cronica carenza di personale. Chi ha avuto la necessità di rivolgersi al pronto soccorso spesso racconta alla nostra redazione di lunghe attese, le disavventure, i disservizi di medici che si fanno in 4 ma non riescono a dare risposte all'utenza del lab tra i più grandi della Calabria. Con l'arrivo dell'estate la situazione, non lo diciamo noi, lo dichiara ufficialmente l'azienda ospedaliera, è destinata a peggiorare. L'unico modo per garantire l'erogazione dei servizi essenziali di emergenza-urgenza è quello di conferire incarichi a medici da assegnare al pronto soccorso, l'assunzione immediata di 6 camici bianchi. L'avviso di selezione è già stato pubblicato, si aspettano le domande da parte dei professionisti. Il decreto Calabria, ormai legge, con lo sbandierato sblocco del turnover, ha bisogno evidentemente di tempi più lunghi per produrre effetti. Gli ospedali che lavorano nelle emergenze devono invece dare risposte immediate in quella che si preannuncia come un'altra estate difficile sul fronte dei livelli essenziali di assistenza. E arriverà nei prossimi giorni nell'ospedale di Praia a Mare una commissione per definire il ruolo del nosocomio. Ad annunciarlo il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti. A breve una commissione di accreditamento effettuerà un sopralluogo nell'ospedale di Praia a Mare. Obiettivo: definire il ruolo della struttura. Il generale Cotticelli, fa sapere il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti, ha confermato che si procederà seguendo i dettami del decreto ministeriale 70 per dare una destinazione d'uso alla struttura. È o non è un ospedale? Chiede il deputato Misiti. Verrà definito da questa commissione e da questa definizione del ruolo della struttura verranno fatte poi le richieste di personale adeguato a coprire quelli che sono i servizi per quello che sarà poi definito che essa sia. Una lunga storia quella dell'ospedale di Praia a Mare. Prima della chiusura era una struttura che funzionava, aveva i conti in regola. Le cose adesso sono ben diverse. Adesso c'è una risonanza che non è stata mai aperta, un servizio laboratori che non si capisce che cos'è. Ci sono più episodi di denigrazione del servizio dei sanitari che lavorano lì e di mancanza di osservanza di quelle che sono le prerogative e l'osservazione e rispetto dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Quello che deve essere definito invece è il ruolo di questa struttura. È o non è un ospedale? Nel momento in cui si definisce, ripeto, questa struttura, noi possiamo dire che debba essere messa nella rete dell'emergenza-urgenza, che possa essere organizzato un servizio di prestazioni sanitarie nei confronti per i cittadini del luogo e anche oltre, chiaramente. La Guardia di Finanza di Sibari ha denunciato 2 dipendenti dell'Arcea accusati di aver utilizzato la 104 non per assistere i parenti disabili ma per incombenze private, anche fuori regione, addirittura per assistere ad una serata del Festival di Sanremo. Fruivano di permessi rilasciati in base alla legge 104 per assistere parenti disabili, ma in realtà avrebbero utilizzato i giorni di assenza retribuiti dall'INPS per adempiere ad incombenze private anche fuori regione e per partecipare a spettacoli ed eventi televisivi. Protagonisti 2 dipendenti dell'Arcea, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, che adesso sono stati denunciati dai finanzieri della compagnia di Sibari per truffa e falso. Uno di loro, nei giorni in cui ha usufruito del congedo retribuito per assistere il parente disabile, ha partecipato come spettatore in platea ad una delle serate del Festival di Sanremo, realizzando anche un video poi postato sui social. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari è emerso che i 2 dipendenti, per fruire dei benefici di legge, avevano appositamente e fittiziamente variato la propria residenza a casa di congiunti disabili e bisognosi di assistenza. Sono stati però incastrati grazie a servizi di appostamento e pedinamento, a riprese video e fotografiche e a riscontro
riscontro del traffico telefonico. I due avrebbero truffato sia l'ente per il quale lavorano sia l'INPS, chiamata a rimborsare la quota di retribuzione anticipata dal datore di lavoro. Secondo l'accusa, nel triennio 2017-2019 gli indagati si sarebbero assentati per 117 giorni di permessi retribuiti e 169 giorni di congedi retribuiti, per un importo complessivo percepito indebitamente pari a circa 23.000 euro. Nei guai per motivi simili a San Giovanni in Fiore 15 lavoratori socialmente utili non andavano al Festival di Sanremo, ma uno di questi per esempio lavorava vendendo della frutta e verdura, un altro si recava in un centro sportivo, alcuni al bar, altri semplicemente a casa. Sentiamo. Si sono visti recapitare la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Cosenza, 15 lavoratori socialmente utili di San Giovanni in Fiore, che risultano indagati per reato di truffa continuata ai danni dello Stato. Il provvedimento scaturisce da una lunga e complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo Bruzio e condotta dai carabinieri della stazione della cittadina Silana nel 2018, che avrebbe permesso di documentare con indemirati servizi di osservazione e pedinamento diversi casi di assenteismo dal luogo di lavoro da parte del personale assunto presso il comune Silano. In particolare i militari avrebbero scoperto come alcuni lavoratori, pur risultando registrati nel sistema di controllo delle presenze, non si trovavano sempre nei posti di lavoro a loro assegnati, quanto piuttosto erano soliti tornarsene a casa oppure svolgere commissioni private nel centro abitato, a volte fermandosi in bar, punti di ritrovo o centri commerciali, o addirittura in alcuni casi dedicarsi ad altri lavori come quello di venditore ambulante di frutta e verdura. In un caso specifico, uno degli indagati si sarebbe recato presso un centro sportivo per poter svolgere attività fisica. I coinvolti nell'indagine rientrano nella categoria dei lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito previste dalla legge regionale 15/2008, individuata con un progetto della Regione Calabria in convenzione con il comune di San Giovanni in Fiore per l'inserimento dei disoccupati di lunga durata. Parliamo di quella categoria di lavoratori comunemente conosciuta con il termine di giubbe rosse, che nel concreto vengono impiegati per lo svolgimento di varie mansioni socialmente utili per la comunità, come la manutenzione e guardianiere per i pubblici, la pulizia delle strade e delle aree verdi urbane. La denuncia del comitato Decidiamo Noi, è stato girato un video che testimonia il grave stato di disagio che da tempo vivono gli abitanti della zona dove sorgeva la legnochimica e da anni aspettano la bonifica. I soggetti dei quadri sono delle paperelle che indossano la maschera antigas. Poco più avanti un ombrellone piazzato nei pressi di una delle pozze rimaste nell'area dell'ex legnochimica di Rende. Questa è la nuova singolare protesta del coordinamento territoriale Decidiamo Noi. Gli abitanti della zona da tempo chiedono interventi concreti per la bonifica dell'ex sito industriale dove un tempo si producevano pannelli in fibra di legno e di tannino, ma ad oggi, nonostante le promesse, nessuna soluzione concreta. Ed ecco il video che ci hanno inviato i componenti del coordinamento territoriale. Volevamo andare al parco acquatico in questo mese di giugno così caldo, ma abbiamo sbagliato strada. In realtà siamo arrivati al vero parco acquatico di Rende. C'era già, le piscine ce l'hanno lasciate quelli della ex legnochimica, hanno lasciato delle piscine colme non si sa di che cosa, perché le varie indagini sono tutte molto confusionali, ma loro continuano ad operare qui, a produrre, ad inquinare. Nessuno è responsabile, non si è capito chi ha prodotto questo scempio, noi lo sappiamo chiaramente, ma nessuno riesce a porre rimedio a questo sfacelo ambientale. Oggi è giugno, come 2 anni fa sono ricominciati i roghi, ci sono i vigili del fuoco, c'è la polizia municipale che stanno spegnendo, c'è una puzza che fa paura, la puzza che è costante in queste zone in base a come tira il vento, la puzza che non ci fa più respirare aria pura, una puzza che si respira e non sappiamo se effettivamente quale effetto ha sui nostri corpi. I cittadini e le associazioni annunciano altre iniziative con l'intento di rimettere al centro del dibattito politico cittadino la necessità dell'avvio dei lavori per la messa in sicurezza e la bonifica del sito della legnochimica. Parliamo dello Svimez, una nuova graduatoria che riguarda la Calabria, le imprese giovanili in particolare, con la regione del sud, la nostra Calabria, che ha il più alto numero di imprese appunto giovanili, perché evidentemente i giovani hanno voglia di fare impresa e di gettarsi in nuove avventure.
I giovani calabresi non aspirano più al posto fisso, lo rivela lo Svimez. La ricerca presentata in Calabria svela che il 39% dei laureandi e dottorandi della regione preferirebbe intraprendere un lavoro autonomo, il 25% vuole proprio fare l'imprenditore. D'altronde, dallo studio emerge che la Calabria è la prima regione del sud con la percentuale più alta di imprese giovanili, pari al 12,8%, segue la Campania con il 12,6%, infine la Sicilia con l'11,8%. 200 le start-up innovative nate sul territorio. Il 2018 è stato un anno di crescita anche per il mercato del lavoro e cresce l'occupazione. Si registra un più 2,9% per gli uomini e un 2,2% per le donne. Aumentano i contratti a tempo pieno, più 2,9%, e part-time, più 1,6%. Preoccupa la fuga dalla nostra terra. Dal 2000 al 2019, dunque in quasi 20 anni, si sono trasferiti al nord 113.600 residenti. Le previsioni relative agli anni 2017-2065 prefigurano uno scenario quasi apocalittico, con 500.000 di persone in meno in Calabria, quasi un terzo della popolazione. Dati dai quali la Svimez parte per lanciare un progetto, ossia la costruzione di una rete dei talenti del Sud e per il Sud, con la finalità di favorire la diffusione di una cultura delle politiche di innovazione e della nuova imprenditorialità tecnologica, di sostenere giovani che vogliono restare o ritornare al Sud e dar vita ad una start-up. Un percorso che passa attraverso la costituzione di un network delle competenze. Si riuscirà ad invertire la tendenza? L'idea è quella di restituire alla Calabria quell'investimento fatto sui ragazzi formati qui. Lo sforzo è farli rimanere e non partire. Vediamo adesso le immagini girate questo pomeriggio che si riferiscono alla prima seduta del Consiglio Comunale di Rende dopo la rielezione di Marcello Manna. La seduta è stata presieduta dal consigliere anziano Pulicani, il nuovo presidente del Consiglio Comunale è Gaetano Morrone, gli assessori già indicati dalla maggioranza sono Mario Rausa, Domenico Ziccarelli, Marinella Castiglione, Pino Munno, Anna Maria Artese e sarà riconfermata anche Marta Petrusevic. Adesso parliamo invece di ambiente ancora, con la Regione che ha investito 30 milioni di euro su progetti ambientali che prevedono il monitoraggio del verde e la cura dei sentieri. Prima tappa Scilla, cerniera tra mare ed Aspromonte e vero tesoro dell'ambiente calabrese, poi tra i boschi e la storia di Serra San Bruno, infine a Castrovillari, la città del Pollino. Queste le prime 3 tappe del tour Le aree protette della Calabria e il turismo sostenibile, in attesa di un'altra giornata dedicata alla Sila, ma vengono coinvolte anche le aree naturalistiche minori e le riserve marine. Questo progetto di marketing territoriale è stato affidato al coordinamento del Parco Nazionale della Sila, all'interno della Calabria Cambia Passo, una vera e propria rassegna di eventi che servono ad illustrare quanto si sta facendo per il territorio. Siamo stati scelti dalla Regione per coordinare tutte le altre aree protette calabresi in azioni comuni che vanno a promuovere e valorizzare questo immenso patrimonio naturalistico della Regione Calabria. Certamente deve essere un piano di marketing, quindi che promuove un turismo consapevole, ossia un turismo che sostiene e non che aggredisce i territori. Tutelare e valorizzare sono le parole d'ordine. La Regione Calabria ha investito 30 milioni sui progetti ambientali che prevedono il monitoraggio del verde, la cura dei sentieri, nuovi servizi e infrastrutture e perfino una ciclovia che attraverserà tutta la regione. È la prima volta che si agisce con un disegno unitario per le aree protette. Noi stiamo lavorando in direzione della messa in rete di questa importante realtà che sono i parchi. Noi abbiamo 3 parchi nazionali, il Pollino, la Sila e l'Aspromonte, abbiamo un parco regionale che è quello delle Serre, abbiamo una riserva marina, abbiamo una realtà naturalistica di grandissimo valore, di grandissimo pregio, perché questa realtà è una realtà che è ricca di una biodiversità importante, unica nel Mediterraneo,
la proiezione appunto proprio geografica dell'Europa nel cuore del Mediterraneo. È una realtà importante quella naturalistica che insieme in un disegno, in una visione unitaria sta diventando un grande attrattore. Il procuratore capo Nicola Gratteri è intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, ha detto diverse cose, fra queste ha detto: sono in magistratura dall'86 e sto ancora aspettando un governo che ritenga di fare una guerra totale alle mafie. La storia mi ha insegnato finora che chiunque è stato al potere non ha voluto un sistema giudiziario forte, e poi ha proseguito: un sistema giudiziario forte vuol dire controllare il manovratore, e il manovratore non vuole essere controllato. La polizia giudiziaria italiana è la migliore del mondo, almeno fra le prime 2 o 3, e quando ci troviamo ai tavoli internazionali l'Italia è quasi sempre leader e trascina le altre polizie e magistrature nel contrasto alle mafie internazionali. Io parlo di arginare il fenomeno mafioso, ha aggiunto Gratteri, nel rispetto della Costituzione. Con un sistema giudiziario diverso da quello attuale è possibile in 10 anni abbattere l'80% delle mafie, ma sarei prudente a parlare di sconfitta delle mafie. Sa perché? Perché in ognuno di noi c'è l'1% di mafiosità nei nostri comportamenti quotidiani, nelle nostre reazioni. Pensateci, ha detto Gratteri. E noi invece vediamo qualche fotogramma dell'ennesimo sbarco sulle coste calabresi, ancora una volta dalle parti di Crotone. 47 persone, di cui 31 uomini, 8 donne e 8 minori di nazionalità curda, irachena e pakistana, sono state soccorse dopo che la loro imbarcazione si era arenata davanti alle coste crotonesi. Gli immigrati erano a bordo di un veliero monoalbero da 16 metri, incagliato sulla spiaggia di Mainella tra Crotone e Isola Caporizzuto. Trasbordate su 2 pattugliatori della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, sono arrivate in porto a Crotone alle prime luci del mattino. Gli immigrati sono stati portati dal centro Sant'Anna per l'identificazione. Le loro condizioni di salute sono buone. Restiamo dalle parti di Crotone per ricordare un evento gravissimo avvenuto 10 anni fa. Sono passati già 10 anni dalla morte di Dodò, un bambino che stava giocando a calcio ed è stato colpito da colpi d'arma da fuoco ed è morto su quel campo di calcio dove stava soltanto giocando, ma si è trovato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Per non dimenticare il piccolo Dodò Gabriele, il 25 giugno del 2009, a soli 11 anni, Domenico morì mentre stava praticando il suo sport preferito, il calcio. È proprio con un torneo a lui dedicato che da 10 anni a questa parte la città di Crotone vuole mantenere vivo il suo ricordo, il suo sacrificio. Se si semina si cresce, ne sono convinto, perché questa è la 10ª edizione che facciamo qui in questi campetti. Sono 10 anni che Dodò non lo vediamo fisicamente, però spiritualmente è sempre con noi, e vedo in questi ragazzi che giocano col cuore e fanno rigiocare Dodò. Noi non abbiamo mai smesso di ricordarlo, continueremo a farlo anche per il futuro, perché non è una cosa qualsiasi. Dove muore un bambino di 11 anni mentre gioca a pallone non può essere un fatto come gli altri, è un fatto tragico, terribile, va ricordato e va soprattutto preso un impegno da parte di tutti per impedire che queste cose accadano di nuovo. Dodò avrebbe compiuto 21 anni, una tragedia, quella avvenuta 10 anni fa, che ha scosso un'intera comunità e che ha commosso tutta Italia, tanto che Libera ha deciso di attuare presidi di legalità sparsi in tutta la penisola per non far mancare l'affetto alla famiglia Gabriele. È ormai un percorso lungo che facciamo insieme, per noi è un messaggio di resistenza, di partecipazione, di vicinanza, anche guardando al futuro, diciamo così, per tutto quello che è il lavoro che stiamo facendo insieme in questi anni. In Toscana abbiamo fondato dei presidi a Campi Bisenzio, c'è il coordinamento di Firenze vicino a loro, è nato un altro torneo dedicato a Dodò Gabriele nella zona di Pisa, quindi insomma sono tante le iniziative che sono venute fuori. La corsa forse è nata all'ospedale dopo essere stato colpito per errore, momenti concitati e di tensione culminati nella tragedia. Una vicenda straziante che il procuratore di Lamezia ricorda così. Una vicenda tristissima, io ho evidenziato come quelle carte processuali a me trasudassero una difficoltà estrema, una crudezza e una tristezza, e soprattutto per certi aspetti avvilissero il lettore che insomma si affiancava al processo.
E adesso andiamo a Castrolibero per la rassegna Chi è di scena. L'appuntamento di Chi è di scena, che ormai è diventato un appuntamento fisso nell'intera area urbana, è una rassegna che ormai è conosciuta un po' ad ogni latitudine e questa cosa ci riempie di gioia e ci riempie anche di responsabilità. Però i nostri cittadini aspettano ogni anno questa rassegna, che viene fatta grazie e soprattutto al contributo da parte della Regione Calabria, che anche quest'anno ci ha concesso il finanziamento, quest'anno doppio, perché abbiamo avuto anche un ottimo aiuto, ausilio per il restyling del Teatro Thieri. Oltre a Chi è di scena sono in programmazione altre iniziative culturali, quindi come il rilancio della nostra biblioteca comunale, che avverrà nei prossimi giorni, anche questa avvenuta grazie ad un finanziamento della Regione Calabria e che partirà prossimamente e che prossimamente vi daremo notizie. C'è stato Aber che ha inaugurato anche la ristrutturazione dell'anfiteatro e adesso aspettiamo gli altri due, che saranno il 18 luglio con Made in Sud, che in qualche modo terrà il pubblico sempre così, molto allegro e soddisfatto, e poi un appuntamento importante il 21 luglio con Raul Bova e Rosio. Farà uno spettacolo dal titolo Lettere d'amore, che sicuramente risulta molto, molto interessante. All'interno di Chi è di scena, su Il Sipario, giunto alla sua 6ª edizione, teatro amatoriale. Di cosa parliamo? Intanto una scommessa vinta, perché nessuno pensava a questo grande successo. Intanto il teatro amatoriale negli ultimi anni ha subito veramente profonde modificazioni, quindi da semplice occasione per occupare, diciamo, il tempo libero è diventata una vera e propria attività culturale, e quindi grazie a queste compagnie che veramente mettono grandi sacrifici dentro, e quindi voglio dire sono veramente soddisfatto. Andiamo a Lamezia adesso per parlare di libri. Si chiama Palazzo con lo scrittore, del secondo appuntamento che si è svolto a Palazzo Saladini di Lamezia Terme, della rassegna culturale ideata da Raffaele Gaetano, con protagonisti, scrittori, giornalisti, storici, filosofi e scienziati, per un momento di confronto e riflessione su diverse tematiche. Una rassegna, questa Palazzo con lo scrittore, che unisce lo stigma dei palazzi storici, quindi tutto ciò che si nasconde, tutto ciò che aleggia di bello, di positivo, ma anche appunto soprattutto di storico, con altri elementi tipici della contemporaneità. Penso per esempio alla musica, penso alla letteratura, alla filosofia, insomma un coacervo esplosivo che ha reso dinamica e di successo questa rassegna. Protagonista in questa edizione della serata evento Antonio Cerasa, neuroscienziato di fama mondiale, vincitore nel 2017 del prestigioso riconoscimento Giancarlo Dosi come migliore divulgatore scientifico. L'idea di unire architettura, letteratura e neuroscienze è secondo me geniale, perché entrambe queste tre discipline si occupano di una cosa, che è la bellezza. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia del grave episodio avvenuto in contrada Santa Chiara a Rende poco dopo le 19. C'è stata una lite probabilmente tra vicini o familiari, ci sono 2 feriti, uno più grave, sono entrambi ricoverati all'ospedale civile dell'Annunziata, sono stati trasportati lì in ambulanza del soccorso. Una persona presenta delle ferite d'arma da fuoco all'addome, l'altro invece è stato accoltellato. C'è stata una lite appunto in contrada Santa Chiara, i 2 feriti sono uomini di circa 40-50 anni, sul posto sono intervenute oltre alle ambulanze dei soccorso i carabinieri della compagnia di Rende e personale della polizia. Non si sa ancora bene quali sono le cause che hanno scatenato questa lite furibonda. Una persona è arrivata sul posto in auto, l'altra l'attendeva, da lì è partito il tutto e adesso naturalmente le 2 persone sono in ospedale in questo momento, ricoverate. Vediamo adesso le previsioni del tempo con gli esperti meteocalabria.it. Rimaniamo ai margini dell'anticiclone africano che sta portando un'intensa fase di caldo al nord ed in Francia. Sul nostro territorio anche nelle prossime ore è atteso caldo nella norma, tempo stabile, salvo qualche rovescio pomeridiano sui monti.
Domani sereno poco nuvoloso ovunque, nelle ore centrali possibili brevi ed isolati rovesci su Pollino, Sila, Serre ed Aspromonte. Temperature stazionarie. Domani Tirreno calmo o poco mosso, Ionio poco mosso o mosso. Venti sempre da quadranti settentrionali con intensità debole. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.